Prima nel Veneto, anzi prima nel nord Italia e terza in tutta la penisola. Treviso, secondo il report emanato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, è la terza città più sicura dopo Oristano e Potenza, capoluoghi che comunque hanno molti meno abitanti di Treviso. Questo ovviamente è motivo di grande soddisfazione. Questo non significa non vedere, non considerare che ci sono alcune piccole criticità che vanno risolte, che vanno affrontate con grande determinazione, però è altrettanto vero che dobbiamo renderci conto che viviamo in una città sicura, che le nostre forze dell'ordine stanno facendo un lavoro straordinario. Una sinergia che funziona, quella tra tutte le forze dell'ordine, sempre in prima linea, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini. Credo che il segreto di questo risultato sia anche il costante confronto tra cittadinanza e forze dell'ordine attraverso i gruppi di vicinato, attraverso una sensibilità molto forte della comunità, e questo non è un traguardo raggiunto, ma è un nuovo punto di partenza per continuare a migliorarci. Potrebbe aver influito anche la zona rossa sul numero delle denunce ogni 100.000 abitanti, dato su cui si basa la classifica. Treviso ne ha infatti solo 2.258. La zona rossa è stato un elemento in più che ha portato ulteriore sicurezza, forse ha inciso un po' di più sulla percezione di sicurezza che non sulla sicurezza reale. Questa classifica parla di sicurezza reale, di denunce fatte, nonostante i costanti appelli del sindaco a fare sempre denuncia. Tra le città più sicure anche Pordenone al quinto posto e Belluno al 10°, le peggiori Milano, Roma e Firenze. Ma questo per il sindaco è solo uno stimolo a fare meglio. Ringrazio i cittadini, ringrazio le forze dell'ordine, il prefetto, la polizia locale e continueremo ad investire sulla sicurezza, dalle videocamere di sorveglianza alle tecnologie messe a disposizione della nostra polizia locale, ai tanti progetti anche di sensibilizzazione che stiamo facendo nelle scuole e che portano un risultato magari non nell'immediato ma a lungo e medio termine.